Di Giampaoluigi, di mister dei giovanissimi dell'Avantelli, che hanno appena trionfato contro la San Paolo 3-0, risultato che dice tutto sull'andamento della gara. Avete controllato agevolmente l'incontro, no? A parte un momento al secondo tempo, quel palo forse poteva riaprire la... Direi di sì, ma abbiamo corso pochi pericoli. Oggi erano molto concentrati e motivati, anche perché abbiamo avuto qualche chiarimento nel gruppo e ho visto che i ragazzi hanno giocato, hanno lottato, abbiamo corso pochissimi rischi. Pochi PD. Ecco, la vostra classifica in effetti non rende conto del valore della squadra, che è veramente un piacere vederla, gioca a palla a terra, scambi velocità, belli inserimenti, insomma dimostrazione che in campionato regionale anche chi sta dietro a volte sa fare bel calcio, no? Mi sta confermando quello che io dico ai ragazzi, che non siamo una squadra da quella posizione in classifica, certo non siamo una squadra da primato, però possiamo giocarcela un po' con tutti, lasciando perdere il latte dolce che è fuori portata. Assolutamente. Con tutto il resto delle squadre possiamo giocarcela. Ecco, secondo lei nel campionato regionale, a parte il latte dolce, quali sono le squadre più attrezzate? Nel nostro campionato? Sì, nel vostro girone. Ho visto molto bene la Mercede, e poi le altre squadre ritengo che siano tutte sullo stesso piano. Ecco. Poi una partita ti va meglio, un'altra meno bene, quindi la classifica è quella. Se va a notare sono differenze di 4 punti, 5-6 punti, ecco, non di più. Certo. Quindi... Ecco, per lei cosa significa allenare nel settore giovanile della Lantedi? Guardi, io ho allenato per quasi 20 anni la Torres, mi sono calato in questa realtà che per me era sconosciuta e devo dire che con impegno anche i ragazzi che vedono tipi di allenamento nuovi sono molto contenti e mi sto togliendo delle soddisfazioni che prima era facile togliersi, certo, avendo dei ragazzi già di buon livello. Certo. Va bene mister, noi la ringraziamo, un grande in bocca al lupo per questo girone di ritorno e complimenti per la vittoria. Grazie mille anche a voi. Siamo con Bobo Scano, allenatore degli allievi della Lanteri, vittoriosi per 4-1 sull'Ostierese. Innanzitutto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, al di là del risultato ovviamente. Sì, oggi abbiamo giocato, a parte gli ultimi 20 minuti, abbiamo smesso di giocare palla a terra come sappiamo, perché su 4-0 i ragazzi tendono a buttarsi tutti in avanti, ognuno va a cercare il gol da solo e questo non deve succedere perché bisogna giocare sempre di squadra. Certo, voi abbiamo visto che cercate spesso le sovrapposizioni sugli esterni molto bene, soprattutto sulla sinistra, dove veramente siete stati bravissimi anche a concretizzare le occasioni che avete avuto. La nostra forza sono proprio gli esterni, noi giochiamo con un 4-4-2 quindi spingiamo molto sulle fasce, abbiamo degli ottimi esterni, quindi i ragzi che devono sempre dare il massimo sia al primo che al secondo tempo, perché abbiamo sempre dei buoni ricambi per tenere alto il ritmo e spingere sempre. Ecco, voi state disputando un campionato di vertice, tra la Monserrato e il Latte Dolce lei chi teme di più? Ma io non temo nessuno, ho rispetto sia per uno che per l'altro, perché sono due ottime squadre, allenate due grandi allenatori, Pedone e Manicheda, che conosco, e sono due ottime persone che sanno lavorare bene con i ragazzi, insegnano a giocare a calcio. Ecco, delle due leve, diciamo, tra i 93 e i 94, la vostra nidiata migliore qual è? Ma la nostra è quella del 93. Questi sono 12 ragazzi che sono assieme a sottoscritto e a Franco Melis, l'allenatore seconda, che sono assieme da quando hanno 6 anni, giocavano nei mini. E li abbiamo sempre con noi, poi ogni anno se ne aggregava qualche nuovo giocatore e siamo riusciti a creare una squadra discreta che gioca a calcio. Certo, quest'anno ci sarà anche questa novità, insomma, che anche la terza farà i playoff, quindi voi sicuramente da questo punto di vista fino alla fine lotterete per entrare tra le prime tre e poi giocarla nelle finali regionali. Ma no? noi nelle finali abbiamo sempre avuto ottimi risultati, basta vedere l'anno scorso abbiamo vinto il torneo dei Martiri Turettani, riuscendo a battere la Monserrato in finale e dopo aver eliminato delle belle squadre. Certo. Per chiudere mandi un massaggio ai suoi ragazzi, visto che oggi l'hanno soddisfatta, insomma. Mi hanno fatto arrabbiare gli ultimi 10 minuti perché, ripeto, il calcio è un gioco di squadra e si gioca sempre con i compagni, no? Da soli non si va da nessuna parte. Uno contro uno si fa quando non hai un compagno vicino a cui dare la palla, altrimenti devi sempre giocare 1-2, passaggio breve al compagno più vicino. Certo, la forza è sempre il collettivo. Sì, collettivo. Va bene, grazie mister, complimenti per la vittoria e in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Creppi, vi ringrazio.